Bene, buonasera. Buonasera a tutti, eccoci, siamo riusciti a collegarci. Ciao Sergio. Bene, buonasera. Mi senti? Buonasera a tutti. No. Ciao Maurizio. Ciao a tutti, riprovo a... ti accendo il microfono, riprovo a collegare Sergio. Ciao Sergio, ci senti? Sì, io ti sento, tu mi senti? Sì, siamo in diretta, Sergio. Voilà, perfetto. Ciao Sergio. Ciao, come stai Ciao, Sergio? ciao. Bene, sto bene. In un momento abbastanza interessante di partenza, di mobilitazioni, va bene, ma questa è la vita, voilà. Bene. Va bene, allora io direi che possiamo iniziare la diretta in questa giornata di caldo atroce e feroce. Una piccola considerazione su il Festival di Donori. Finalmente ritorna il Contemporary dal 17 al 19 agosto 2023, quindi manca meno di un mese. Il festival sarà preceduto da una residenza artistica che inizierà il 10 di agosto. L'edizione corrente che si svolge ad Onori in provincia di Cagliari è anche quella che celebra il 10° anniversario della sua fondazione. Insieme agli artisti e alle artiste in residenza, che vorrei citare sperando di non sbagliare la pronuncia dei nomi, a partire da Panayiotis Andreu, Satia Forte, Gianmaria Marcaccini, Davide Mariani, Miriam Montani, Fabrizio Segaricci, Tecla Vali e poi la troupe del documentario, che è composta da Camilla Deide e da Marlon Sartore. Bene, io penso che molti di noi conoscano Maurizio Coccia, che è il curatore di tutte le edizioni del Contemporary. Lascio la parola a lui, che dirà due parole su il nostro Sergio Racanati. Sì, bene, grazie Roberto e grazie anche a Sergio per aver accettato l'invito. Sergio, diciamo così, che nella composizione del festival viene ad occupare un ruolo importante, centrale, perché gli sarà affidato di tenere la lecture iniziale, nonché poi il giorno successivo anche una performance musicale all'ora del tramonto. La lecture è importante per diversi motivi, innanzitutto perché appunto sancisce l'apertura ufficiale del festival e poi perché si inserisce all'interno delle attività di restituzione che Sergio Racanati, in quanto vincitore dell'ultimo Italian Council, offre appunto alla cittadinanza e a tutta la comunità del contemporary. Parlare di Sergio Racanati significa entrare direttamente nel vivo del dibattito internazionale sull'arte contemporanea. Intanto perché è reduce dall'ultima edizione della Documenta di Kassel, la mostra più importante che si tiene ogni 5 anni, più importante al mondo, e lui e Elisa Strin erano gli unici 2 italiani presenti in tutta la cospicua schiera di artisti della volta precedente. Sergio Racanati è importante perché la sua pratica artistica ha il merito di rimettere sull'obiettivo dell'interesse sull'arte contemporanea alcuni aspetti che carsicamente tornano
sulla piattaforma del contemporaneo. Intanto quello che è lo statuto dell'opera, cioè l'effettiva concretizzazione dell'idea artistica, la figura dell'artista come autore o come facilitatore di processi, il contesto, l'imprescindibile importanza del contesto che in determinate pratiche che sono quelle di inclusione, in cui appunto Sergio è portatore di una lunga e internazionale esperienza, diventa l'aspetto determinante. La sua modalità espressiva, essendo un artista versatile, non possiamo rinchiuderla in una semplice descrizione o raffigurazione. Lui agisce sul tessuto concreto del reale. Quando diciamo questo, diciamo che utilizza, secondo le pratiche che possono essere definite in maniera un po' grossolana, ma non credo molto lontana dalla scelta di Sergio, quella di una etnografia, quindi di una osservazione partecipante, utilizzando strumenti di incentivazione delle attività del pubblico, come appunto pratiche discorsive, dibattiti, seminari, ma anche performance. Anche il ruolo della musica è molto importante anche in questi procedimenti, dove appunto l'aspetto di procedura, il processo diventa esso stesso poi il risultato artistico, dove al pubblico viene richiesto di uscire dalla passività contemplativa tipica della tradizione artistica e del modernismo, e i temi che tocca Sergio sono, credo, totalmente allineati con ciò che è anche la scelta estetica del contemporary, cioè quello di lavorare al confine con l'alterità, con la marginalità, in condizioni assolutamente radicali e critiche. Infatti l'esperienza brasiliana, che poi è al centro del progetto di Italian Council portato avanti da Sergio, testimonia di quanto non è semplicemente una questione di esperienza, ma anche di attitudine, che portano Sergio a lavorare nelle zone grigie, come nel film che hai presentato, se non sbaglio, appunto a Kassel, no? Per Documenta, quindi dove c'è fluidità, dove non c'è l'aspetto manicheo del bianco, del nero, del buono, del cattivo, dove siamo costantemente rimessi in discussione, che in un qualche modo è anche quell'assetto tellurico, se mi passate il termine un po' brutale, che è al centro delle scelte del contemporary, quindi di modificare piuttosto che di museificare ciò che è invece il tessuto, i legami fra le persone. L'aspetto relazionale, e non quello fighetto, quello alla Bourdieu, è centrale per Sergio e anche per il contemporaneo. Mi bloccherei qui perché non vorrei rubare. Grazie, no Maurizio, grazie. Infatti mi aggiungo a ciò che dicevi per chiedere, per fare una domanda sul lavoro di Sergio. Una cosa che mi ha colpito è il partire dal confronto, dal dialogo con le comunità locali, il luogo in cui si trova, attraverso la costruzione di relazioni con varie sfere della società, filosofi, etnografi, antropologi, artisti, ricercatrici, ricercatori, un lavoro collettivo. Do la parola a Sergio. Bene, grazie. Buonasera a tutte, a tutti e a tutto per la questione di inclusività. Sono veramente in una stazione di autobus nella periferia di Milano, precisamente a San Donato, e sono in un bar di fortuna, quindi già questo immaginario, questa descrizione può aprire perfettamente
questa nostra conversazione. Cioè, da diversi anni sono realmente interessato ad instaurare, ad implementare e ad attivare dialoghi con diverse, come dire, diverse soggettività del dibattito contemporaneo, che attraversano, come dire, i vari le varie dimensioni, da quella scientifica a quella più umanistica, con filosofi, antropologi, ricercatori, ricercatrici, antropologhe, filosofe, ma nello stesso tempo anche, come dire, la compagine, la comunità o le comunità dentro e con le quali attivo processi di studio, di analisi, di territorialità che definisco o vengono definite territorialità marginali. Questo è realmente un focus della mia ricerca da sempre, questa situazione non solo geografica di margine, ma anche di sentimenti, di attitudini politiche. Che cos'è il margine? Dov'è il margine? Come si può immaginare una nuova vita, una nuova comunità ai margini. Queste sono, diciamo, le mie, come dire, i focus o le dimensioni dentro cui poter iscrivere la mia ricerca, che conduco da circa 15 anni su questa dimensione. Sono sicuramente uno studioso di filosofia contemporanea, ho studiato e ho partecipato ad uno, diciamo, dei seminari più importanti che mi hanno formato, con Donna Haraway all'MIT a Boston, con Timothy Morton a Miami. Sono, come dire, filosofi a cui ho veramente dedicato e continuo a dedicare grandi momenti di studio, di riflessione, cercando di comprendere, se così possiamo dire, le varie smagliature del contemporaneo. Bene. Ok. Spero di aver, come dire, dato o sì, continuato ad alimentare la nebulosa, diciamo, del contemporaneo, ecco. Sì, assolutamente, assolutamente. Infatti, un'altra cosa che con Maurizio vorremmo chiederti nel parlare anche del progetto Debris Detritti è una cosa che a me personalmente nel mio percorso culturale, politico legato al mondo dell'informazione in Sardegna mi ha colpito, è anche il senso che tu dai alla storia poi nella costruzione dei processi di emancipazione delle forme di colonizzazione e subalternità politico-culturali. Non a caso abbiamo chiamato questa nostra prima diretta, che apre tra l'altro un ciclo di dirette con tutti i protagonisti e le protagoniste delle attività culturali e artistiche del contemporary. Abbiamo voluto intitolarla proprio Emancipazione, perché penso che il tuo lavoro si avvicini comunque all'indagare e al declinare processi di emancipazione politica dal basso, appunto, come dici tu, dai margini. Sì. Sì, questa la dimensione della storia e quindi della politica come appunto forma di organizzazione delle comunità che vivono determinati territori. Questo è per me fondamentale dichiararlo, cioè per politica non intendo minimamente le dimensioni, come dire, partitiche
bianco-nero, appunto come diciamo Maurizio, il buono e il cattivo, le sinistre e le destre, ma come polis, ma nel senso appunto primordiale greco della parola polis, e quindi politica. Di mio vengo dalle forme, come dire, di attivismo molto più vicino alla dimensione anarchica, alla dimensione di fuoriuscita del margine del partito. Quindi con questa dimensione ho veramente sposato e porto avanti l'idea di inclusione, di apertura verso le comunità o dentro le comunità. La dimensione politica, la dimensione della storia all'interno di tutti i miei progetti, di tutte le mie indagini, ha un ruolo, come dire, fondamentale, centrale, se non addirittura è proprio la genesi dei miei progetti, delle mie riflessioni. Nello specifico l'ultimo progetto realizzato in Amazzonia, la storia del colonialismo è stata, come dire, è una delle principali mie ossessioni, la dimensione del colonialismo, dello sfruttamento delle terre marginali, delle terre ricche da parte dell'Occidente, dei bianchi. Sono proprio temi estremamente caldi con i quali poi entro all'interno del dibattito internazionale, dei movimenti di riscatto, di emancipazione delle comunità oppresse. Questo è per me veramente il focus ed è la linfa per continuare a portare avanti il movimento di contrasto rispetto a tutte le forze oppressive, al turbocapitalismo, alla follia dello sfruttamento delle terre, delle risorse naturali e dell'uomo e delle donne. Quindi la storia è veramente il catalizzatore di tutti i miei progetti, di tutte le mie riflessioni. E veramente attraverso lo studio e la comprensione della storia, e questo è un grande invito alle giovanissime generazioni, veramente di prestare attenzione alla storia, ai momenti, ai passaggi epocali della storia. E nell'altra cosa, chi scrive la storia e perché passano alla storia i grandi eventi e poi rimangono sempre marginali le macrostorie. Questo è un altro tema a cui sono particolarmente interessato. Chi scrive la storia, come viene scritta e quindi nello stesso momento pongo una fortissima attenzione alle microstorie e alle microcomunità. Ecco, se posso aggiungere una cosa che mi sembra importante, è che il dibattito sul colonialismo è estremamente attuale e come sempre viene anche strumentalizzato. Il discorso che fa Sergio appunto di immersione e quindi di assimilazione di questa situazione di marginalità e di coercizione viene ribaltato invece dalle grandi istituzioni museali in una forma di riscatto esclusivamente estetico e di mercato. C'è il Metropolitan di New York che fa degli accostamenti fra le statue greche e le sculture primitive o primarie, come si dice adesso, dell'Africa. Fa un'operazione particolarmente discutibile e in un territorio come quello della Sardegna, con ancora la ferita aperta non soltanto degli insediamenti industriali, ma anche delle centrali militari. E credo che appunto l'esperienza di Sergio, proprio perché
ci porta in territori di alterità dove comunque come rispecchiamento la questione del colonialismo è molto forte, possa come sempre aprire piuttosto che chiudere su qualcosa di dogmatico, una questione penso attuale, molto sentita e molto calda e trasversale, che dall'arte passa più generalmente alla cultura e alla quotidianità. Sì, come dire, il mio lavoro, la mia ricerca, ma anche le mie stesse, diciamo, formalizzazioni rifuggono da tutte queste forme di ricatto o di compromesso con l'idea di museificazione, di museo, di compravendita dell'oggetto. Rifugge quasi sempre da una forma fissa, da una fissità, da un display compiuto. Mi interessano invece tutte le strutture transitorie. Le mie stesse installazioni sono dei display transitori, cioè quando vengono riallestite subiscono nuovamente dei cambiamenti, delle metamorfosi, sono sempre in divenire, e questo mette in crisi anche le possibilità di come viene allestita la stessa installazione in un altro luogo. Questo è per me veramente un grande passaggio, ma anche personale, di affrontare questi grandi temi, quali appunto la collezione, il collezionista, l'oggetto come merce di scambio, la stessa galleria, per cui il lavoro e la ricerca e l'operato artistico poi rifugge o sfugge o diventa altro rispetto a queste, chiamiamole, istituzioni che detengono ancora oggi il potere rispetto alla riflessione, a un lavoro dell'artista. Gran parte del mio lavoro, se non quasi tutto, incontra appunto il pubblico nelle sue diverse declinazioni, sia nella dimensione di sostegno alla produzione e alla ricerca, all'attivazione di progetti, al pubblico inteso come audience, come comunità, e al pubblico come appunto partecipazione aperta delle comunità. Allora, una cosa che ho notato e che vorrei sottolineare è nel nostro percorso di costruzione del festival come comunità del contemporary, una delle cose su cui ci interroghiamo più spesso è proprio questa, cioè l'arte può avere un valore sociale, e qua c'è già una prima risposta, perché se parliamo di analisi, riflessione, ricerca di chi è che compie lo sfruttamento delle terre marginali, di chi sono i turbocapitalisti, chi è che sfrutta le donne e gli uomini, chi è che comprende la storia soprattutto dalla parte dei vincitori e soprattutto dalla parte dei perdenti. Io penso che nel mondo esista una vasta galassia di organizzazioni che sostengono azioni politiche pratiche di contrasto agli effetti devastanti e distruttivi per l'umanità dei cambiamenti climatici, del riscaldamento globale, chi cerca di combattere le attività inquinanti favorendo il risparmio energetico, l'autoproduzione. Ecco, questa galassia che necessariamente si connette con una rete più ampia, una rete che unisce tutti i conflitti sociali, tutte le persone che sono consapevoli che l'umanità sta abitando un mondo sbagliato, perché non mette al centro le persone, ma mette solamente al centro i mercati e la finanza, e quindi il discorso di Sergio è estremamente interessante, prima di tutto perché non lo fa dal suo punto di vista in maniera verticale, ma lo fa attraverso i punti di vista dei protagonisti dello sfruttamento, i punti di vista degli uomini e delle donne che vivono il margine, che vivono lo sfruttamento, che vivono la condizione di disuguaglianza e di marginalità.
Sì, sono un attimo commosso perché quando hai detto che la mia pratica, come dire, dà la possibilità agli oppressi e agli oppresse, a noi quindi, di dare parola, mi sono ricordato anche di uno dei miei primissimi lavori, di uno dei miei primissimi, come dire, progetti realizzato tra il CARA e il CIE di Bari con i migranti del Nord Africa. E questo è importante, cioè fu un lavoro per me molto molto importante, come questo anche dell'Amazzonia o come lo stesso che ho realizzato in Himalaya. Cioè sono tutti lavori dove la mia visione viene messa, come dire, cioè la mia idea viene messa in dialogo con le soggettività coinvolte nello sfruttamento o nella dimensione dell'oppressione, nella dimensione della negazione di vivere una vita dignitosa. E in un certo qual modo, come dire, l'idea che ho dell'artista o di quello che io svolgo è una sorta di agency, come non so, gli inglesi chiamano, definiscono come un agente, una sorta di entità che possa mettere in dialogo chi detiene i poteri e chi viene poi schiacciato, oppresso, sfruttato, marginalizzato, reso invisibile. Ed è una grande responsabilità anche che mi prendo, ma a volte anche la cerco, perché appunto è frutto di grandi anni, di tanti anni di attivismo, di tanti anni di confronto con le politiche dell'oppressione, cioè maledetto potere, cioè maledetta piramide. Cioè io quando penso al potere penso solo alla piramide, cioè questa piramide che continuiamo a non far crollare. Grazie Sergio, io non so quanto tempo abbia ancora a disposizione. No, abbiamo ancora una buona mezz'ora se abbiamo voglia, io avrei voglia. No, anche io assolutamente. Io sono anche in questo perché... bar, non so se si capisce, cioè io vorrei farvi vedere ma dove sono. è anche bellissima l'ambientazione di questa tua diretta. Io sono veramente in uno, cioè, veramente no, vorrei farla vedere perché veramente... Sono stupende le voci delle persone che si salutano, che vivono quello spazio, quindi sì, hai scelto benissimo lo spazio, secondo me. Cioè, quindi questo è lo scenario veramente, non saprei se è un terzo luogo, forse è veramente, forse siamo già nel quarto tempo, nel quarto spazio qua, perché cioè, anche il tanto amato Gilles Clément l'abbiamo superato da che l'abbiamo superato abbondantemente. E questo invece mi fa ancora sorridere che, come dire, adesso nei musei, nelle istituzioni si parla, perché sai, stiamo facendo una mostra sui paesaggi marginali, sul terzo paesaggio, e quindi delle fotografie. Cioè, torniamo a fare la fotografia, la bomboniera, io quelle le chiamo le bomboniere. Ora, a me viene in mente una cosa che ti avrei voluto chiedere alla fine, ma te la devo chiedere adesso perché è fonte di estremo interesse, estrema curiosità per me. Perché nel tuo lavoro, il procedere del tuo lavoro, che è appunto imprevedibile, ellittico, marginale, liminare, e soprattutto ci sono due parole che mi hanno colpito molto. Una, la parola non lineare, perché mi ha colpito la parola non lineare? Perché mi evoca un'idea che condivido, che è quella legata ai poteri, i rapporti di forza tra noi
è il potere. I rapporti di forza tra le persone che sono ai margini e il potere. Questo discorso è un discorso che supera ampiamente, secondo me, quello che accadeva nel Novecento. Quello che accadeva nel Novecento, dove c'erano dei poteri che si scontravano e chi aveva la meglio in termini di forza, di forza muscolare vinceva. Questo oggi non è più possibile perché il potere ha conquistato anche tutto ciò che può essere l'utilizzo anche della forza, del potere mediatico, il potere politico, tutto. Per cui quando dici dobbiamo agire in termini non lineari, stai dicendo esattamente questo: dobbiamo trovare nuove strade, nuove forme di lotta, nuovi indirizzi, e mi colpisce anche il fatto che per trovare nuove strade di lotta, nuovi indirizzi politici, nuove forme di mobilitazione, utilizzi il linguaggio politico queer, che credo sia estremamente importante rispetto a un dibattito poverissimo, direi brutalmente povero su come sconfiggere le forme di sfruttamento oggi e connetterci con la politica dei margini. Spero di essere stato chiaro. Sì, no, sei stato molto chiaro. La questione dello sfuggire anche alla dimensione, come dire, lineare, per me è molto chiara sin dall'inizio, da quando forse avevo 16 anni, cioè la questione di non essere rappresentato né dalle destre né dalle sinistre, per cui cercare una forma di non rappresentazione così netta, ma di appartenere a delle rappresentazioni multiple. Questo è stato per me fondamentale, cioè questo mi ha messo, come dire, in connessione con i grandi movimenti anarchici, con i movimenti di liberazione di identità, con i movimenti eco-trans-femministi, uno per tutti come, diciamo, dimensione che mi ha come dire, preso tantissimo nella fase adolescenziale, quella del liceo, è stata la storia, la struttura del movimento delle TAZ, delle zone temporaneamente autonome, teorizzate da Kimbei, di cui sono stato veramente uno stimatore, un forte studioso, tanto da averlo anche incontrato a sorpresa a New York durante Occupy, del movimento Occupied di New York. Quindi l'idea, quella anche di costituire zone di resistenza che possano contrastare le forze erosive del capitalismo, del turbocapitalismo, credo che siano oggi più che mai urgenti, come e credo molto nelle comunità anche di costituzione temporanea, oppure le comunità, gruppi che portano avanti le questioni non so, delle autoproduzioni agricole. Credo molto nel movimento agricolo come forma di riscatto e di emancipazione dal ricatto delle multinazionali. Sono molto vicino, pratico la dimensione della sorellanza tra i gruppi che si occupano di filosofia contemporanea, di arte contemporanea, di scambi tra le varie dimensioni del sapere al fine di emanciparci da un'unica verità o da un'unica idea di arte, di saperi in generale. Questo è per me molto molto chiara, questa idea di
di circolarizzazione dei saperi in forma veramente orizzontale, partecipata, senza veramente l'idea cattedratica e di separazione tra chi detiene il sapere e chi lo deve invece apprendere. Quindi sono anche vicino alle forme di pedagogia aperta, di pedagogia espansa. Non lo so, credo di aver continuato ad alimentare la nebulosa, ma va bene. Guarda, grazie. Quindi diciamo è un processo che ci porta sì a connetterci con coloro che praticano la decolonizzazione, ma ci porta anche a decolonizzare il nostro pensiero e anche noi stessi, le nostre pratiche, il nostro modo di essere, di vita, di consumo, di stare nel mondo. Poi, se mi posso permettere, la questione di Hakim Bey, no, delle TAT, è in un qualche modo anche al contempo di quello che cerchiamo di fare, è una sorta di rivisitazione di quello che in sociologia è il terzo spazio, no? Non è né privato né pubblico, ma uno spazio che trova una comunità temporanea che per uno scopo specifico si unisce, collabora e va oltre l'interesse del singolo. Quindi il contemporary, appunto, quando abbiamo cominciato a parlare di comunità, nasceva proprio da questa parafrasi, no? Il fatto che la suddivisione, la frammentazione, poi come dire, esasperata dal neoliberismo, della proprietà, che diventa anche un discrimine qualitativo, per un periodo piuttosto breve veniva, breve ma intenso come quello del contemporaneo, veniva in qualche modo bypassata, creando una piccola comunità all'interno di una collettività che era quella della città che ci ospita, all'interno della quale vengono poi create delle negoziazioni relazionali specifiche, cioè non andiamo avanti per dei modelli, non vogliamo imporre il nostro punto di vista artistico, vogliamo metterci sostanzialmente in ascolto. E appunto questa orizzontalità di cui parlava Sergio, questo non vestire i panni gerarchici di chi insegna al pubblico ad apprezzare l'arte contemporanea, ma entrare in un feedback costante, è già arte contemporanea ed è anche un procedimento pienamente politico, non ideologico, non partitico, ma proprio perché accade appunto nella polis, nel luogo, come diceva Sergio, in cui si incontra la collettività. Sì, sono contento di far parte quest'anno, come dire, di unirmi al Contemporary Festival, perché è nelle mie corde questo stare dentro alle cose, dentro a questa fugace esistenza. Non so, sono interessato proprio ai movimenti di resilienza, perché credo che solo da questa forma qualcosa potrà uscire. Cioè, un po' parafrasando ancora una volta l'idea, no? Che dalle macerie possono nascere i fiori. Non so. Sì, cioè immagino tutti questi momenti come dei movimenti e dei momenti propiziatori per ripensare alla palingenesi forse di una nuova umanità, cioè a ripensare dove e come continuare ad andare avanti. Cioè, strategie della sopravvivenza, della sussistenza, strategie della coesistenza. E quindi nuovamente torna Donna Haraway, no? Le strategie della coabitazione, cioè coabitare con tante altre specie, ma anche coabitare con la fine di alcune specie.
o la negazione o la fine, l'impossibilità di avere quello che non abbiamo visto noi o che qualcuno ci ha raccontato. E quindi, non so, con la dark ecology, cioè iniziare a far pace, però non di continuare a distruggere quello che c'è, perché se facciamo crollare gli ultimi alberi di Sumaosa che abbiamo in Amazzonia, cioè l'umanità deve salutarsi tutta in atto corale, arrivederci e grazie, e siamo realmente finiti. Cioè, in Amazzonia ho avuto veramente delle visioni, dei momenti, cioè, di forte scollamento con la realtà occidentale, però dall'altra parte altri scollamenti, perché gli stessi autoctoni rivendicano il fatto ma voi in Occidente, voi in Europa avete questo, noi voi lo avete già avuto, noi lo stiamo avendo adesso. E cosa fai in quel caso? Cioè, voi adesso state usando l'energia alternativa, noi in questo momento vogliamo anche le macchine, cioè vogliamo attraversare la foresta con le automobili. Cioè, quindi, cioè, fortissimi scompensi, fortissimi, cioè, momenti, cioè, di crisi, cioè, attraversavo crisi costanti. Cioè, è stata veramente la cartina tornasole della crisi, cioè star lì, che però ha veramente, cioè, mi ha aperto altri scenari, altri momenti di indagine, altre possibilità, ma anche di connettermi con studiosi, studiose, ricercatori, ricercatrici, conosciuti anche attraverso il mezzo tecnologico, con le quali poi si stanno attivando delle reti di studio, di comprensione di questa catastrofe e di come poter reagire, arginare, rivedere, rimodellare. Sì, è stato comunque un progetto, questo dell'Amazzonia, ancora tutto aperto, ancora veramente penso che sia un lavoro di indagine, di ricerca che mi vedrà coinvolto ancora per molto tempo, anche se la borsa, il grant copre 12 mesi di progetto. Penso di continuare a portare avanti questa ricerca che mette insieme o che apre, smaglia altri punti di ricerca e di indagine al quale sono particolarmente legato e interessato, tipo la dimensione queer e il veganesimo queer e nello stesso tempo l'ecotrans e femminismo. Cioè è tipo nell'università di Manaus, negli studi di antropologia, c'è un dottorato di ricerca su questi temi messi insieme, con la quale stiamo capendo con il direttore di questo dottorato cosa poter, cioè se ci sono possibilità di continuare a portare avanti gli studi che sto facendo, perché nel senso ha ritenuto che il mio lavoro, la mia ricerca è in linea, diciamo, è sintonizzata su quello che su cui si sta riflettendo, studiando, indagando. E lui è rimasto molto, cioè questo docente molto colpito dal fatto che io fossi bianco, europeo, del sud Italia, con tutto questo bagaglio addosso, perso, disperso o connesso in Amazzonia, perché ero in una località remota da tutti i flussi di turismo eurocentrici. Ero nella zona sì, in una zona veramente molto remota ai flussi turistici di noi occidentali, men che meno, come dire, portoghesi, spagnoli, cioè si va quasi sempre a Manaus e a Belém. Io invece ero in un'altra regione, nel villaggio di Alter do Chão, nel centro del Pará, che è un'altra regione rispetto a Belém e a Manaus.
sì. Infatti hai detto una cosa secondo me di fondamentale importanza per la tua prospettiva, appunto cioè un uomo europeo che prospettiva può avere rispetto al potere di chi detiene l'oppressione e il privilegio, ma non solo, anche rispetto al luogo in cui sei stato, perché io penso che la lotta degli attivisti e delle attiviste dell'Amazzonia sia differente rispetto alla lotta delle attiviste e degli attivisti in Europa. Per questo è necessario, dal mio punto di vista, connettere tutte le lotte con la classe, con il genere, con l'etnia, e come possiamo essere interconnessi, o meglio ancora, come possiamo essere intersezionali, per usare un termine adottato dalle attiviste femministe della terza ondata, che secondo me ci aiuta a comprendere proprio la violenza delle disuguaglianze del sistema neoliberista, che comunque è interconnessa anche con noi e con tutte le dimensioni della società, perché non ci può essere nessuna forma di liberazione umana se le nostre lotte non hanno l'opportunità di essere connesse con le classi, con l'identità di genere, con le etnie, con la disabilità, con la cultura, con la cittadinanza e con ogni categoria umana che produce disuguaglianza. Sì, sono d'accordissimo alla questione dell'intersezionalità dei movimenti, delle rivendicazioni, cioè si può scendere in piazza per una singola rivendicazione. Questo per me è stato molto chiaro dei primi momenti con cui ho preso coscienza e dimestichezza con i diritti LGBTQ+, che non possiamo lottare al fine di avere l'adozione, ma all'interno del movimento LGBTQ, ma soltanto per dei pochi che detengono un potere anche economico e di classe. Cioè bisogna lottare affinché tutta una dimensione di diritti siano, come dire, distribuiti a tutti, a tutte, a tutto, altrimenti torniamo a riframmentare, a spaccare tutta la compagine, e questo è veramente uno dei temi politici sui quali mi continuo a battere, la questione della unitarietà delle lotte, perché altrimenti non, come dire, facciamo soltanto gioco al capitale, nuovamente al potere, di vederci tutte e tutti completamente aperte, e quindi il bersaglio di poterci bersagliare molto meglio e più velocemente. Invece se riuscissimo come immagine ad avere questo muro compatto e quindi si crea realmente una voce, un corpo che rivendica, che chiede, che alza la voce, secondo me è più interessante e più forte, come dire, la proposta, la voce di rivendicazione per poter avere quello che ci spetta. Va bene, eccoci di nuovo. Maurizio, vuoi aggiungere qualcosa? Se no parlavo da solo. Beh, è interessante, ritornando sul piano artistico, è interessante il fatto che sia data una ricodificazione dell'arte, cioè l'arte perde quel suo coefficiente manifatturiero, virtuosistico, per diventare un'azione che si compie nel mondo, e come tale intanto inserisce l'artista all'interno del flusso organico, quindi politico, quindi
ecologico, eccetera, eccetera, e non più visto come la tradizione ancora modernista, vuole del genio solitario, interessato soltanto alla formulazione appunto formale, estetica dell'opera. E credo che appunto quando parlavi di pedagogia espansa mi sono tornati in mente i precedenti che sono quelli di Paulo Freire, la pedagogia degli oppressi, anche lui brasiliano nel caso, o addirittura il teatro degli oppressi, per dire che comunque c'è un aspetto formativo di ricerca di emancipazione senza perché questo diventi comunque accademia, diventi un'imposizione di carattere gerarchico che vede collaborare artista e pubblico, perché il feedback pedagogico, didattico è sempre reciproco, è sempre un riassorbimento, un cambiamento anche da parte del pedagogista. Perciò sono tutti aspetti che orgogliosamente, posso dirlo, cerchiamo di portare avanti da 10 anni ad Onori, e la tua presenza in qualche modo suggella non soltanto, diciamo così, la qualità del modello, ma anche la sua assoluta pregnanza a livello internazionale. Cioè la documento dell'anno scorso era tutto questo, era l'esigenza di confrontare le risposte che dalle diverse parti del mondo arrivavano rispetto alle singole specifiche criticità. Era la condivisione del modello curatoriale e il pluralismo della risposta artistica, era l'occupazione pacifica di spazi non istituzionali. È arrivato un messaggio, Roberto Loddo, se non sbaglio. È un commento di Federica Rottermeier che viene messo in evidenza. Però no. Vabbè, dicevo, comunque sì, se poi dopo lo vuoi commentare tu, perché io l'ho solo visto passare. Io non riesco a leggerlo, però se lo leggiamo magari abbiamo un altro spunto. Roberto forse ha la possibilità di... Sì, ecco qua. Dice, ricordiamoci che la caduta dei modernismi del XXI dei secolo... Dei monoteismi, non dei modernismi. Genera necessariamente una dimensione sociale collettiva multilineare, dove non esiste più una verità ma molto. Non lineare come possibilità di rigenerazione sociale collettiva che va ad intervenire sulle linee del tempo così come sono state definite dalla storia, riappropriandoci di temporalità. Grande Sergio. Condivido, grande Sergio. No, è una grande cara sorella in tutto e per tutto, cioè sorella Federica, sia di lotta che di progetti artistici e che di esperienze di vita, no? Sì, Federica è stata da poco in Sardegna, anche lei si occupa di sound art da una prospettiva eco-trans e femminista, anche lei attraversa i movimenti dei nuovi femminismi, le comunità, nuove forme di coabitare gli spazi e il tempo, quindi sono contento che è qui con noi da remoto, in diretta, ma comunque insieme. Ciao Fede. Sì, io sono veramente molto convinto che anche questi momenti servano a creare delle comunità di intenti, comunità di visioni, prospettive, cioè prospettive di lotta, di rivendicazione di quello che ci spetta. Non so, i CCCP cantavano voglio ciò che mi spetta, lo voglio perché mio, lo voglio. Quindi non so, abbiamo citato anche loro, e voilà, nel carrozzone. Poi sono impazziti, non lo so, vabbè, ma
ora sta chissà in che bolla malefica, però vabbè. Va bene. Bene. Va bene. Io direi che insomma abbiamo fatto siamo riusciti a fare un'ora di diretta, ci siamo dati come termini un'ora, credo insomma che abbiamo toccato più o meno tutte le cose che ci siamo detti di trattare, dalla denuncia dello sfruttamento e dell'estrattivismo massivo, all'esperienza delle lotte in Amazzonia, al come poter riscrivere la storia dalla parte dei soggetti più marginali che la storia ha sospeso. E poi siamo riusciti anche a parlare di un tema a me molto caro, e cioè di considerare l'intersezionalità come motore della trasformazione sociale del pianeta, che possa connettersi anche come elemento di liberazione umana valido per ogni essere umano, perché come dici tu Sergio, non ci possono essere delle cause di serie A e delle cause di serie B a seconda del contesto sociale in cui le persone che consideriamo oppresse si possono trovare, perché noi possiamo essere persone oppresse, ma possiamo anche essere contemporaneamente degli oppressori. Quindi io ringrazio Maurizio per aver condotto con me questa diretta, ringrazio Sergio, ci vedremo quindi ad agosto ad Onori. Ad honorem, ad onori. Grazie, ciao Maurizio, grazie. È stato un piacere Sergio. Contentissimo, ciao, anch'io, ma anche in questa situazione proprio di transitorialità meravigliosa di una stazione di autobus, veramente. Cioè, grazie di cuore, ci vediamo a Donori al festival di nuovo. Ciao Maurizio, ciao Roberto, ciao a